Allora, riprendiamo un po' il discorso, avevo tolto la parola così Maria Pistarello alla luce di quanto diceva Daniele Tronco. No, No, beh, proprio dell'azione comunque voi fate, ma c'è una maggior forza di rappresentatività che di cui sta soffrendo in questo governo il sindacato in generale, perché poi la situazione che voi lamentate lo fate a livello congiunto con anche le altre sigle sindacali. Oppure c'è una presa di posizione di un certo tipo? Che cosa riscontrate? Perché da una parte abbiamo i lavoratori, Camusso in testa, che hanno questa difficoltà proprio di confronto, una riforma del lavoro dove sembra che non siano state neanche interpellate le parti sociali o ben poca cosa. Voi come pensionati lo stesso, sta succedendo qualcosa? Siamo in un passaggio epocale in cui è bene non demordere perché altrimenti si invale, si crea una prassi dove la consultazione poi non si ingenera più, questo è un po' il discorso, beh, oppure no? noi ci rendiamo conto che il momento di crisi economica spaventoso che sta passando il nostro paese non è un momento facile, però come sindacato, come CGIL, ma e anche unitariamente, ma specialmente la CGIL nelle ultime iniziative che ha fatto, ha dato al governo, oltre che a una serie di richieste e di input appunto perché vengano fatti i provvedimenti, vengano fatti nel miglior modo possibile, ha dato anche la ricetta su dove trovare le risorse, perché noi ci rendiamo conto benissimo che se non ci sono le risorse non si possono trovare i soldi né per fare una degna riforma del mercato del lavoro che possa finalmente dare lavoro ai tanti giovani che ne sono senza, e che non si possono trovare nemmeno le risorse per dare una risposta dignitosa a tanti pensionati e a tante pensionate che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. E quindi la nostra proposta è lì. Noi tra le cose che chiediamo a questo governo è che lavori anche per far emergere l'enorme evasione ed elusione fiscale che c'è nel nostro paese e che è stimata a cifre veramente spaventose, altissime. E allora il fatto che non ci ricevano, come posso dire, entrino con noi a discutere per trovare il sistema migliore poi per dare la risposta, non è un fatto sicuramente positivo. Come diceva Daniele prima, noi rappresentiamo una fetta enorme di lavoratori e di pensionati. Ricordiamo che i pensionati iscritti allo SPI-CGIL sono quasi 3 milioni e per avere avuto, è l'ultima volta che siamo stati degnamente ascoltati da un governo, per trovare quest'ultima volta dobbiamo risalire purtroppo al 2007, a tanti anni fa, ormai quasi saranno a luglio prossimo, saranno 8 anni. Però da 8 anni noi, per effetto dell'accordo tra il governo e i sindacati, abbiamo ottenuto di dare la 14ª mensilità a una fetta di pensionati, una grande fetta di pensionati che sono quelli che prendono 750 euro mensili lorde. E da allora siamo purtroppo a chiedere di istituire finalmente quel tavolo che all'epoca avevamo ottenuto fosse istituito, per vedere con il governo, noi non poniamo né diktat né ultimatum, vogliamo discutere e nel discutere vogliamo presentare le nostre richieste e nel contempo aiutare, perché no, aiutare tra virgolette il governo a trovare proprio le fonti per finanziare poi le richieste che noi facciamo. Chiarissimo. C'è anche il piano del lavoro, no? Cioè, adesso la CGIL, sulla linea che diceva adesso la Maria, ha realizzato il piano del lavoro, che tra l'altro ha tutta una parte che riguarda anche il lavoro sociale, la parte sociale perché è chiaro che bisogna trovare lavoro, bisogna dare lavoro ai giovani. Se pensiamo che il lavoro di cura, il lavoro di sostegno alle persone più anziane può essere un volano molto... Certo che bisogna cambiare il paradigma dell'idea che si ha dello sviluppo, perché se no si rimane prigionieri di quell'idea che abbiamo visto in Europa, no? Dei sacrifici, dei tagli, perché è lì lo snodo del problema, no? Perché se tu vedi solo tagli
Fai la fine della Grecia dove ammazzi un paese. Certo, risolvi il problema, peccato che è morto. No, noi non è che possiamo pensare che si risolve il problema ammazzando il paese. Dobbiamo trovare, e la CGIL ha fatto la sua parte in modo molto trasparente, elaborando un piano per il lavoro, e dentro questo piano del lavoro c'è anche il tema dell'individuazione delle risorse, c'è anche il tema del lavoro, diciamo, sociale, che potrebbe dare un contributo anche all'occupazione giovanile. Ecco, ma il discorso del recupero delle risorse, che per carità è sacrosanto indubbiamente, si scontra con interessi ad altissimo livello. Abbiamo visto lo sconto fiscale che è stato concesso a chi gestisce i giochi e scommesse, che è stata una cosa impressionante, alle banche che avevano, c'era stato il discorso dell'evasione anche lì, quindi grandissimi evasori che sarebbero quelli che potrebbero anche in liquidità risanare il proprio ammanco, in qualche modo sono quelli a cui non viene poi chiesto nulla, viene scontato tantissimo. Il magari piccolo evasore, da cui è difficile anche andare a raccapezzare, perché poi ci si trova anche tanti beni immobili che è difficile vendere sostanzialmente, perché in questo momento qua non è che riesci neanche a piazzarli tanto facilmente sul mercato, hai ben poco recupero. E quando si sconta... Abbiamo il tema della delega fiscale che, come abbiamo visto, è stato posticipato perché... Cos'è questo tema? Spieghiamolo chi... No, adesso il governo aveva introdotto alcuni elementi, diciamo, di innovazione sul piano della delega, sul piano del fisco. Peccato che prevedeva la depenalizzazione di alcuni reati che peraltro coinvolgevano anche il nostro ex Presidente del Consiglio, che gli avrebbe consentito di... Ma al di là di questo fatto specifico, aveva dentro alcuni elementi anche qui di iniquità proprio per la linearità della roba. Adesso non entriamo, non è questa la sede, ma per dire che uno che evade decine di milioni di euro essere trattato come uno che evade 50 euro è un incentivo ad evadere, perché è chiaro che se hai la stessa, diciamo, la percentuale è la stessa, è chiaro che è un modo per rendere iniquo, insomma, un provvedimento. Adesso è stato tutto spostato dopo le elezioni del Presidente della Repubblica e quindi vedremo cosa uscirà da quel cilindro là. Ma il tema del fisco ci sta tutto, cioè in Italia il paradosso del nostro Paese è che i servizi giustamente hanno soprattutto i servizi sanitari, che sono, diciamo, la stragrande maggioranza delle spese che lo Stato realizza, le realizza sulla sanità e sulla scuola, insomma, certo, i due grandi capitoli. No, il servizio, e sono due servizi, si dice, a carattere universale, cioè giustamente di fronte alla malattia dovremmo essere tutti posti sullo stesso livello. C'è un piccolo problema, che mentre io, che sono a reddito fisso, pago fino all'ultimo centesimo di euro quanto devo allo Stato per poter svolgere questi servizi, ci sono persone nel nostro Paese che non pagano, non solo non versano la stessa mia quantità di soldi al sistema, ma nel momento in cui poi usufruisce del sistema non solo i miei stessi trattamenti, anzi per molti casi, proprio per effetto dell'evasione che ha svolto, che ha realizzato, diciamo, gode di trattamenti migliori del mio. Allora è chiaro che questa cosa scatena, senza contare che tutte le analisi dicono, di analisi economiche, che la concentrazione della ricchezza in questo Paese si sta drammaticamente riducendo sul 10% della popolazione italiana, che ha il 70-80% del valore. Al di là dell'iniquità della cosa, il problema è che il 10% non potrà mai consumare come il 90%, quindi l'iniquità del sistema, anche di un sistema, diciamo, pienamente occidentale, non può basarsi
sull'iniquità fiscale. Adesso non so come spiegarlo. Non è una tesi della CGIL, no, ma questa è una tesi di un economia, sindacato di parte, perché per noi i nostri rappresentanti, sia i pensionati che i lavoratori attivi, sono nella stragrande maggioranza, al 99% versano tutto perché hanno le trattenute fiscali alla fonte. Ma adesso, a parte questa cosa qui, è evidente che una società che ha questo squilibrio strutturale non può reggere, perché 10% delle persone potranno comprarsi ville. No, ma è chiarissimo. Cioè è il sistema che va in crisi. Noi dobbiamo, adesso si potrebbe anche dire che la classe media di questo paese è la vera prima vittima di questo sistema. Non so quanto consapevole lo sia, cioè, può essere che non sia consapevole, però in effetti questa concentrazione della ricchezza su poche persone a danno di molte è una cosa che non può funzionare. Questa roba qui noi dei pensionati lo vediamo tutti i giorni presso le nostre sedi, perché abbiamo richieste di tutela e di sostegno su queste materie qua. Maria Pistorello, deve aggiungere qualcosa da questo punto di vista? Dal suo no. angolo prospettico anche previdenziale. No, io stavo pensando adesso, finché Daniele parlava, noi abbiamo una piattaforma nazionale unitaria con i sindacati pensionati anche di Cisla Will, in cui chiediamo una serie di cose al governo, proprio nell'ottica anche noi dei pensionati, di trovare le risorse poi per dare una risposta, perché come dicevo prima, noi chiediamo una risposta, chiediamo maggiore, come posso dire, maggiore potere, cioè aumento delle pensioni con le modalità che dicevo prima, ma diciamo anche basta con gli sprechi e i privilegi, perché non ne parliamo, ma è no, ben presente, no, che c'è questa questione. Poi le tasse, come dicevo anche l'altra volta, noi in Europa siamo quelli come pensionati che paghiamo più di tutti in Europa, paghiamo più della media europea, ma addirittura paghiamo in maniera spropositata rispetto per esempio ai nostri colleghi tedeschi, che fino a un certo reddito lì non pagano quasi nulla di tasse. Quindi tutta una serie di operazioni che vanno a vedere, da una parte noi nella nostra piattaforma l'abbiamo messo ben presente, da una parte vogliamo che come posso dire, ci si occupi del lavoro, quindi dell'economia, far ripartire l'economia del nostro paese, dare lavoro a chi non ce l'ha e pensiamo specialmente ai giovani. Dall'altra però vi sia un'equità che porti a far sì di considerare i pensionati, le persone anziane, in una maniera, non dico privilegiata, ma quasi privilegiata. E per concludere, proprio nella nostra piattaforma, noi chiediamo, ormai sono anni che lo chiediamo, una legge nazionale per la non autosufficienza, perché se i nostri pensionati che sono autosufficienti e hanno un reddito basso, comunque sia loro in maniera, come posso dire, impegnativa, ma comunque sia riescono, no, a far fronte alle proprie necessità. Ma pensiamo quando un pensionato arriva al punto di essere non autosufficiente, no? Abbiamo le leggi attualmente in vigore che cosa prevedono? Che se un pensionato va in casa di riposo, se è totalmente non autosufficiente, vede pagata in parte la propria quota per stare in casa di riposo da parte della sanità. Ed è questa quota di rilievo sanitario che ammonta a circa 50 euro mensili e viene pagata dalla regione, la gestione regionale. Quindi per un anziano non autosufficiente in casa di riposo la regione paga 1.500 euro al mese, poi quasi altrettanti ce li mette il pensionato e la propria famiglia. Esatto. No? Ma per chi rimane a casa che cosa c'è? Noi qui nel Veneto abbiamo la legge, no, sulla non autosufficienza, legge che per quasi 5 anni abbiamo promosso noi pensionati di CGIL e Cisl Will e che siamo riusciti a portare a casa, una legge che è la legge 30 che è del dicembre del 2009. È una legge che è inapplicata, è una legge che prometteva nel suo Quindi andava contenuto, bene nella sostanza. promette equità, perché dice anche una persona che rimane a casa comunque deve avere la possibilità di essere
essere curata da parte dei familiari o di persone esterne alla famiglia. Ma mancano i finanziamenti. Ma mancano i finanziamenti. Manca Quello la parte che c'era, attuativa. sì, c'era di bello, ma in quella legge c'era una cosa meravigliosa che noi avevamo proprio promosso e della quale eravamo orgogliosi, siamo tuttora orgogliosi se fosse applicata. Era il riconoscimento del lavoro di cura dei familiari. Quanto spesso, soprattutto le donne, sono rimaste, non sono andate a lavorare fuori casa perché dovevano rimanere in casa ad accudire magari giustamente i propri congiunti, il padre, la madre o il suocero o la suocera, nel frattempo diventati non autosufficienti, che poi alla fine si sono visti per questo loro lavoro fatto all'interno della loro famiglia, non si sono visti non solo nessuna remunerazione economica, ma nessun contributo pensionistico versato. Noi in quella legge avevamo fatto mettere proprio il riconoscimento del lavoro di cura almeno ai fini fiscali con il versamento di contributi figurativi. Purtroppo anche da questo punto di vista qua siamo all'anno zero per quanto riguarda il nazionale. La nostra proposta è quella proprio di una legge nazionale che preveda dei fondi poi da riversare anche alle regioni e per quanto riguarda la regione invece siamo davvero molto ma molto non voglio dire incavolati, ma insomma incavolati proprio per il fatto che la regione in questi anni ha completamente ignorato quelle che sono le nostre richieste. Dare finalmente vita a questa meravigliosa legge che giace lì inattuata proprio per mancanza totale di fondi. Ecco. Ci sono le elezioni, tanto non siamo in par condicio adesso, posso dirlo, ci sono le elezioni in primavera per il rinnovo del Consiglio regionale. Io vorrei sentire i candidati alla regione che cosa ne pensano proprio in merito della legge sulla non autosufficienza. Li vorremmo sentire, vero Daniele? Sicuramente ci attiveremo per questo. Ecco. Comunque le prospettive non sono buone perché tanto Renzi non l'attuerebbe e chi si fa portavoce. Stiamo parlando della legge, comunque della legge regionale che ha gambe proprie e può camminare con gambe proprie. La legge è già stata approvata, è stato uno degli ultimi provvedimenti della precedente giunta e che però come tutte le leggi poi ha bisogno dei decreti attuativi, cioè bisogna tradurre l'articolato della legge che è frutto di un confronto, non è stato un regalo, è stato frutto di un confronto, di un'avvertenza che nel Veneto le organizzazioni sindacali hanno fatto. Abbiamo realizzato questo importante obiettivo, adesso bisognava trovare, non l'hanno trovato il tempo dal 2008 ad oggi, di trovare le modalità poi per rendere attuativa questa legge, certo anche con le risorse. Insomma, si potrebbe trovare anche una gradualità, una modalità, perché qui tra l'altro la crisi sta spingendo sempre più la gente a togliere gli anziani dalle case di riposo per riportarli in casa perché appunto non riescono a pagare le rette. Le donne, soprattutto le donne, i familiari, sono chiamati a svolgere questo compito perché non si possono più permettere le rette. Tenete presente che poi le rette è un bel pianeta e bisognerebbe, noi abbiamo fatto diversi convegni, anzi ne abbiamo fatti 7 in tutte le province, dove abbiamo indagato come sta la situazione delle case di riposo in questa regione, che ha luci ed ombre, perché in molti casi non si parlano dei 1.500 euro che diceva la Maria prima, ma si parla di cifre ancora più consistenti. Sì, assolutamente. Torniamo su questi temi, andiamo poi a completare anche il discorso dell'ISEE, un attimo, 2 parole, dopo la pubblicità, tra poco.